Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ripartono i collegamenti marittimi con le isole minori, la regione dà in concessione il servizio alla società della Caronte Tourist che già gestiva i trasporti su traghetti. Emergenza roghi in Sicilia, case evacuate a Termini Imerese, fiamme a Monreale, paura anche nella fascia tirrenica del Messinese dove è cominciata la conta dei danni. I piromani sono come i terroristi, dicono i sindaci. Niente allarmismi, le emergenze climatiche ci sono da sempre, per fronteggiarle, dicono gli esperti, è indispensabile la cooperazione globale. Dall'assistenza sanitaria alle richieste per le forze di polizia in classe, lezione di 112, il numero unico per le emergenze, ma attenzione, il 60% delle chiamate in realtà non sono necessarie. I migranti sono degli eroi dei nostri giorni. Matteo Garrone, regista candidato all'Oscar per il film Io Capitano, racconta ai nostri microfoni la nuova odissea di chi scappa in cerca di una vita migliore. Calcio, infortuni e squalifiche condizionano l'avvicinamento del Catania alla sfida di domenica contro il Taranto. Ancora buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che riguarda i collegamenti marittimi con le isole minori, collegamenti che ripartono perché la Giunta regionale ha dato il via libera a una convenzione ponte che permette di ripristinare le rotte verso le Olie, le Egadi, Ustica e Pantelleria. I servizi costeranno 14 milioni di euro l'anno. Il servizio di Manlio Viola. Cambiare tutto per non cambiare niente. Le isole minori torneranno ad avere i collegamenti via mare con la terraferma ed a gestire le rotte sarà di nuovo la SNS, società del gruppo Caronte Tourist, che già operava gli stessi collegamenti in passato. A cambiare è soltanto la convenzione, non sarà una proroga del contratto con la regione che aveva portato anche a sequestri e contenziosi, ma un ampliamento di un altro contratto con il Ministero dei Trasporti. Il Dipartimento regionale siciliano dei trasporti potrà usufruire dell'estensione della concessione dei servizi di trasporto passeggeri e merci attualmente effettuati nell'ambito della Convenzione nazionale in scadenza nel 2028. Il costo integrativo dei nuovi servizi relativo a 4 lotti, ovvero Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica, è stato quantificato in 14 milioni di euro all'anno, somme che saranno a carico della regione siciliana. Una soluzione che si può considerare positiva, secondo il sindaco di Lipari Riccardo Vullo, a condizione che comporti l'impiego dei mezzi necessari, il ripristino di tutte le linee e che duri il tempo necessario al ripristino della situazione pre-crisi. Non abbiamo mai smesso di cercare soluzioni per ovviare ad una situazione assolutamente anomala per noi, dicono dalla compagnia di navigazione. C'è soddisfazione perché si sblocca una situazione che rischiava di compromettere il trasporto marittimo nella regione siciliana, con grave lesione dell'interesse pubblico e danno agli abitanti delle isole. Emergenza roghi in Sicilia, case evacuate a Termini Imerese, fiamme a Monreale, lambite e alcune abitazioni e residenti in fuga, incendio spento a Cefalù, il sindaco sbotta, i piromani sono come i terroristi, ce ne parla Marco Gulla. Roghi, fiamme, ettari di vegetazione devastati, Canadair in azione, uno scenario visto e rivisto, ma a ottobre inoltrato. Forse mai. La Sicilia brucia, da ieri fino ad oggi sono saliti a 25 gli incendi in corso nell'isola. Con il vento di Scirocco sono diversi i fronti in cui sono impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Nel Palermitano le fiamme sono divampate a Petralia Sottana, in contrada Calanchi, in 2 zone di Cefalù, contrada Vatalara e contrada Pizzo Sant'Angelo, a Godrano, in contrada Cannitello, a Monreale, a Pezzingoli. Proprio in questa contrada, come vediamo dalle immagini, il lavoro dei vigili del fuoco è stato incessante. Le fiamme hanno distrutto un'auto, lambito abitazioni, messo in fuga alcuni residenti. L'intervento più impegnativo però è stato a Termini Imerese, nella zona di contrada Bragone Lignari, dove le fiamme hanno minacciato, oltre all'antica chiesa di Santa Marina, anche una quindicina tra abitazioni e villette. 8 le famiglie evacuate a scopo precauzionale. Incendio domato nel territorio di Cefalù. Il sindaco, per precauzione, ha disposto la chiusura delle scuole e sugli incendi che hanno interessato il suo territorio ha detto: i piromani sono dei terroristi, vergognoso quello che è successo. Domani le temperature si abbasseranno, anche se l'attenzione dei vigili del fuoco e protezione civile rimane altissima.
E in provincia di Messina la situazione è diventata pesante proprio a causa degli incendi che si sono sviluppati nella notte e poi in mattinata. A Villafranca Tirrena si sta cercando di quantificare i danni, più difficoltà si registrano tra San Pierniceto e Gualtieri Sicaminò e nella zona di Gioiosa Marea. Il servizio di Francesco Triolo. La provincia tirrenica messinese avvolta dalle fiamme è stata una giornata di grande lavoro per vigili del fuoco, uomini della forestale e della protezione civile regionale. La situazione più drammatica si è registrata a Villafranca Tirrena, dove il sindaco Giuseppe Cavallaro è stato costretto a chiudere anche scuole, asili ed alcuni uffici comunali. Le fiamme già dalla serata di ieri si sono sviluppate vicino alle abitazioni con tanta paura per diversi residenti che sono scesi in strada, abbandonando le proprie case. Danneggiate alcune strutture commerciali, distrutte 7 auto in sosta, si registrano danni ingenti ancora da quantificare. Abbiamo scampato il pericolo della vita umana, della perdita della vita umana, ma siamo ancora qui presenti soprattutto per cercare di monitorare una situazione che purtroppo anche dal punto di vista meteorologico non è ancora definita. Adesso la situazione sembra stia migliorando in questa zona, con piccoli focolai che sono tenuti sotto osservazione, riaperta già in mattinata l'autostrada A20 che era stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni perché le fiamme alimentate dal vento di scirocco hanno lambito le 2 carreggiate. Con l'autostrada chiusa si è intasata anche la statale, aumentando le difficoltà per gli interventi dei mezzi di soccorso. 2 Canadair impegnati, uno nella zona di Villafranca, l'altra a Gioiosa Marea, dove sono state evacuate 16 famiglie in località Villa Ridente. La situazione si è complicata nel pomeriggio tra San Pierniceto e Gualtieri Sicaminò, dove le fiamme si sono sviluppate in una zona totalmente inaccessibile sia per i mezzi che per le squadre dell'antincendio boschivo. In prefettura è sempre attiva l'unità di crisi e il centro coordinamento soccorsi che stanno monitorando tutto il territorio e coordinando gli aiuti alla popolazione. Sull'emergenza incendi abbiamo sentito il ministro per la protezione civile Nello Musumeci a Catania per un convegno sul rischio sismico. Non esiste, ma dobbiamo provare a mitigare. Il futuro sono i droni e i Canadair prodotti in Italia. Sugli incendi boschivi l'Unione Europea sta lavorando per avviare nuove strategie in sintonia con gli Stati membri. Bisogna da un lato fare ricorso a strumenti sempre più sofisticati. I droni oggi sembrano essere i più efficaci per controllare dall'alto l'attività dell'uomo, della persona per bene, ma anche dell'incendiario. E dall'altro lato serve una cultura del rischio che va diffusa fra i cittadini, perché molto spesso gli incendi, oltre ad essere di origine dolosa, sono dovuti anche all'incuria, alla negligenza di chi dovrebbe creare viali tagliafuoco e non lo fa. Ci stiamo occupando a Roma di consolidare la flotta dei mezzi aerei, i cosiddetti Canadair. Non si fabbricano più ormai da decenni e stiamo tentando di trovare in Italia un'azienda e un capitale italiano che consenta di riprendere la produzione di aerei anfibi. WWF dice, e questo vale per tutta l'Italia, che si spende molto di più nello spegnimento che nella prevenzione. Il WWF dice quello che tutti diciamo. In Italia si ha più propensione a ricostruire dopo il danno che a prevenire il danno. È una cultura antica e consolidata, contro la quale tutti dobbiamo lavorare. Ma cosa ne pensa la scienza dei cambiamenti climatici in corso? Per il professore Mulder dell'Università di Catania tocca all'uomo adattarsi realizzando buone pratiche. Il servizio. A un climatologo chiediamo: i cambiamenti climatici esistono davvero o è solo allarmismo? Allora, esistono, però sono anche un fenomeno relativamente naturale, ci sono sempre stati, è solo che l'entità e la frequenza e la rapidità con la quale questi stanno avvenendo
non si è riscontrata precedentemente. Se quest'orso polare potesse parlare, ci racconterebbe come cambia il suo habitat nelle calotte artiche sempre più sottili. La natura in qualche modo però si adatta. Gli umani invece faticano ad adattarsi ai cambiamenti climatici in corso. Nel Museo di Zoologia dell'Università di Catania, il professore Mulder ci spiega in quale direzione dovrebbero andare gli sforzi per fronteggiare le emergenze quotidiane. Noi come specie umana siamo assolutamente poco propensi a cambiare il nostro stile di vita. Molte cose possono essere risolte con facilità cambiando il nostro stile di vita. Ai suoi studenti di ecologia il professore spiega anche le direttive dell'Unione Europea, che chiede di rispettare il 30% di aree verdi e marine protette, che servono più alberi in città, servizi pubblici efficienti, limitare gli sprechi d'acqua, rendere termicamente isolati gli edifici. Solo così il futuro può apparire meno nero. Io sono ottimista perché se penso come tutti vedevano la situazione delle piogge acide, disastrosa negli anni 80, poi di punto in bianco il problema si risolse. Perché? Perché cade la cortina di ferro. Nel momento stesso che c'è dialogo e si può discutere con diversi stati di problemi che riguardano noi tutti, allora le cose sono risolvibili. Adesso passiamo alla cronaca perché è una notizia che arriva da Catania. Non si ferma all'alt della polizia nella zona di via Capopassero, nel quartiere San Giovanni Galermo, a causa un incidente. La folla lo difende e inveisce contro gli agenti identificati e denunciati 2 pluripregiudicati. Il servizio di Roberta Lunghi. Una pattuglia della polizia intima un'alta al conducente di un motociclo durante un controllo, ma lui non si ferma e nel tentativo di dileguarsi si dirige verso l'intersezione di un'altra via collidendo con un altro motociclo proveniente dalla sua destra. È solo il preludio di un ennesimo atto di sfregio e violenza alle istituzioni, accaduto a Catania, in un luogo preda e crocevia da anni dello spregiudicato traffico di stupefacente. La zona è quella di via Capopassero, in particolare il viale Tirreno, sede dell'attività di controllo della polizia, in prossimità dell'intersezione con la via Isolabella. A seguito dell'urto, entrambi i conducenti sono caduti e da lì un accorrere di alcuni abitanti della zona che hanno circondato i militari, consentendo al conducente che non si era fermato all'alto di scappare. Nella confusione venutasi a creare, un operatore di polizia è stato colpito al volto. I fatti sono accaduti il 6 ottobre, una settimana prima del blitz dell'operazione Malerba dei Carabinieri, che ha portato a 46 arresti, di cui 5 minori, tutti accusati di spaccio di stupefacenti, e prima dei controlli ad ampio raggio della polizia che sono seguiti al blitz. Le indagini compiute sul fatto di violenza contro la gente hanno permesso di individuare e identificare i protagonisti dell'episodio, 2 pluripregiudicati, uno dei quali era proprio il conducente del motociclo che, sottraendosi al controllo di polizia, aveva causato l'incidente. Entrambi sono stati denunciati per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella continua sfida alle regole sempre a Catania, un 18enne senza patente e un 16enne sono stati denunciati dai carabinieri la notte scorsa, dopo essere stati visti viaggiare contro mano a bordo di un'auto sul lungomare cittadino. Sono stati bloccati al culmine di un inseguimento nel quartiere Picanello quando la loro auto ha urtato frontalmente una vettura parcheggiata. Il 112 è il numero unico per le emergenze. Un progetto regionale insegnerà agli alunni di tutte le scuole come e quando utilizzarlo, anche perché il 60% delle chiamate che riceve normalmente il numero in questione, il centralino del numero in questione, non sono di reali necessità. Il servizio. Pronto? Buongiorno, il numero unico emergenza, prego, mi dica. Ok, abbiamo un civico in strada, dove siamo? Ok, resti in linea un attimo. E il numero unico di emergenza è solo il 112. Dal cuore di questa centrale operativa regionale, ospitata all'interno dell'ospedale Cannizzaro di Catania, gli operatori lavorano per gestire il primo approccio con chi chiede aiuto. Una volta abbiamo preso tutti questi dati che sono utili per la centrale di secondo livello, trasferiamo la scheda insieme alla fonia alla centrale di competenza. Quali sono in realtà poi le diramazioni dell'emergenza? Carabinieri, polizia, anche vigili del fuoco? Esatto, noi abbiamo tutti i numeri di emergenza, quindi dai vigili del fuoco alle forze dell'ordine all'emergenza sanitaria, anche la guardia costiera. Ma cos'è realmente un'emergenza e cosa non lo è?
tutto quello che succede nei minuti precedenti la chiamata allora rappresenta ancora un'emergenza o eventualmente una potenziale emergenza. Il 60% delle chiamate non è reale emergenza, con una buona percentuale di scherzi telefonici. Imparare a usare il servizio si può e per la SEUS si parte dai bambini con un progetto nelle scuole. Chiunque può fare la differenza, chiunque deve avere la consapevolezza in famiglia, tra gli amici, che può attivare i soccorsi ed è questo il fine, perché noi pensiamo proprio di partire dai più giovani, da quella che è la società del presente e del futuro. È un progetto importante perché si rivolge ai bambini, alle scuole, ai ragazzini, è un avvicinamento alle istituzioni. E devo dire che comunque ho avuto già un feedback con le scuole e devo dire che sono il miglior veicolo per poter dare e dimostrare cosa serve il numero dell'emergenza, soprattutto come fare una chiamata all'emergenza, quali sono le parole chiavi. Bastano 30 secondi. Quali sono le parole chiave? Sapere semplicemente come ti chiami, dove ti trovi e il numero civico, noi sappiamo perché lo localizziamo. La campagna partirà dal mese di novembre in tutte le scuole dell'isola, con in mano uno strumento utilissimo e molto amico delle nuove generazioni, un'applicazione da smartphone proprio del 112, un ausilio fondamentale anche quando una telefonata sarebbe troppo difficile da fare e quando il premere un solo pulsante potrebbe salvare la vita. Scuola e trasporti, il CUB scende in campo per rivendicare i diritti dei lavoratori. In mattinata a Catania sit-in incontro in assessorato per sollecitare interventi su classi pollaio e sicurezza. Il servizio di Tonino De Mana. Scuola, trasporti, servizi ospedalieri, ma anche rivendicazioni salariali e richieste di adeguamento delle pensioni al costo della vita. C'erano un po' tutti questa mattina sotto l'assessorato comunale ai servizi sociali di Catania per chiedere l'intervento delle istituzioni, specie per quanto riguarda gli alunni diversamente abili che si trovano senza sostegni adeguati. Del resto, un solo operatore per 10 studenti non può garantire né studio né assistenza. Trovo inammissibile che ancora ad oggi, a distanza di 30 anni, io mi ritrovo in una classe ad assistere 10 disabili con una sola persona, quando la legge prevede che il rapporto sia 1:1. Non solo non abbiamo questo, abbiamo avuto la riduzione delle ore e oltretutto ancora aspettiamo un contratto, un'internalizzazione. Al grido di internalizzazione, dopo un breve volantinaggio che elencava i tanti problemi irrisolti, i rappresentanti del CUB, guidati da Francesco Tomasello, hanno dato vita ad un breve corteo in via Dusmet per poi recarsi in assessorato. No ai contratti farlocchi, sia all'internalizzazione del personale, della scuola, dei servizi scolastici al personale ospedaliero. Perché è chiaro che i soldi ci stanno, noi chiederemo agli enti locali, chiederemo al provveditore agli studi di procedere all'anagrafe scolastica e socioassistenziale ospedaliera per vedere quanti precari, dopodiché va aperta una battaglia sull'internalizzazione. L'incontro, breve ma proficuo, con un funzionario dei servizi sociali del comune che ha ascoltato lavoratori e sindacati, è stato riaggiornato dopo ampie rassicurazioni sull'emergenza delle classi pollaio, sulla sicurezza e sui carichi di lavoro delle assistenti scolastiche. Il Trauma Center e il reparto ortopedico dell'ospedale Villa Sofia di Palermo non chiuderanno, parte il piano di emergenza della regione, ma sarà necessario uno stop ai ricoveri e accettazioni al pronto soccorso almeno per una settimana, il tempo che arriveranno i nuovi medici. Il servizio. Scongiurata la chiusura del reparto di ortopedia e del Trauma Center degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. La soluzione è stata trovata al termine di una riunione che si è svolta nella sede dell'assessorato regionale alla salute. Il piano d'emergenza prevede che a Villa Sofia siano provvisoriamente assegnati 5 nuovi medici, di cui 4 provenienti dall'ASP 6 e 1 dal Policlinico di Palermo. In più saranno aperti 13 nuovi posti letto di ortopedia su tutto il territorio provinciale, di cui 4 presso la struttura dell'ASP, 4 al Civico e 5 al Policlinico. Fino a giovedì prossimo, 26 ottobre, Villa Sofia però non accoglierà le urgenze ortopediche che attraverso il 118 saranno dirottate invece all'ospedale civico. Nel caso in cui un paziente dovesse ugualmente recarsi autonomamente presso il pronto soccorso di Villa Sofia, grazie all'accordo siglato con la Croce Rossa, sarà attivato un trasferimento verso altre strutture, anche private convenzionate. Nei giorni scorsi negli ambulatori ortopedici erano comparsi cartelli che annunciavano lo stop alle visite per assenza di medici. Il piano messo in atto adesso è comunque provvisorio.
Una soluzione che non convince ma che serve ad affrontare l'emergenza. Sul fronte ortopedico Palermo ha più di una difficoltà. Al Policlinico ad esempio scarseggiano i lettini attrezzati per gli interventi con trazione necessari ad esempio appunto nelle fratture del femore. Più in generale mancano i medici per far funzionare tutte le strutture e far fronte alle richieste traumatologiche che piovono quotidianamente in città e in provincia. Adesso parliamo di cinema, parliamo del nuovo film di Matteo Garrone, Io Capitano, film candidato agli Oscar per il 2024. Per il regista i migranti sono gli eroi dei nostri giorni, il loro viaggio è la nuova Odissea. Lo abbiamo incontrato a Catania in questo servizio di Eva Spampinato. Chi sono i migranti raccontati da te? Loro sono i veri portatori dell'epica contemporanea oggi. Ed eccoli qui alcuni di quei migranti che Matteo Garrone definisce portatori della nuova epica contemporanea. Il loro viaggio è la nuova Odissea, un viaggio raccontato da Garrone nel film Io Capitano, candidato italiano a miglior film straniero per gli Oscar 2024. Giovani che inseguono il sogno di venire qua e che devono combattere, rischiare la propria vita per cercare di sfuggire a un sistema ingiusto. Ieri sera il regista romano ha incontrato il pubblico catanese al cinema Ariston. La standing ovation è stata spontanea. Un documento inquietante in qualche modo perché mostra la realtà, quello che avviene ancora prima che queste persone, questi giovani arrivino a Lampedusa. Ma secondo lei l'Italia, l'Europa ha ben chiara l'idea di questa realtà? Ma questa è una domanda che devi fare all'Italia e all'Europa e quello che noi abbiamo cercato di raccontare riguardo a questo è il fatto che dietro tutti questi numeri ci sono delle persone e dietro queste persone ci sono delle famiglie, ci sono dei desideri riconoscibili da chiunque. Il film sta andando moltissimo nelle scuole, quindi mi capita spesso di incontrare giovani loro coetanei, prendono coscienza del fatto di avere già il privilegio di potersi muovere liberamente. In collegamento anche Fofanà, il giovane guineano che ha ispirato la pellicola. Era ospite della casa famiglia Prospettiva qui a Catania. Glauco, che Garrone saluta con affetto, raccontò la sua storia al regista e il resto è un film. Questo ragazzo che ha 15 anni ha affrontato un viaggio senza aver mai portato una barca e ha salvato 250 migranti e poi è stato messo in carcere per questo gesto eroico è stato messo in carcere. E adesso c'è odor di Oscar. C'è un odorino, sì. Bravo Matteo Garrone, adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi parleremo di calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio e parliamo del Catania che a grandi passi si avvicina alla partita contro il Taranto di domenica pomeriggio, una sfida delicata che l'allenatore Tabbiani dovrà affrontare risolvendo alcuni dubbi di formazione a causa di infortuni e squalifiche. Il servizio. C'è da superare un momento difficile, di dubbi e perplessità, di risultati che mancano e di fiducia da recuperare. La partita col Taranto può quindi rappresentare un crocevia per il Catania, non una novità nella storia rossa-azzurra quando si incontrano gli ionici, ma domenica la sfida è delicata e Luca Tabbiani, che ha incassato la fiducia del club, deve fare i conti anche con le notizie che arrivano dall'infermeria e con quanto ha stabilito il giudice sportivo. Tante assenze condite da qualche rientro in tutti i reparti. Tra i pali ad esempio è sicura la conferma di Betters vista l'indisponibilità di Livieri. Novità sono annunciate in difesa dove mancherà lo squalificato Silvestri fermato per una giornata dopo il rosso a Castellammare di Stabia. 2 le opzioni a disposizione di Tabbiani: far debuttare Lorenzini, centrale di ruolo sin qui mai schierato, o riportare Quaini nel reparto arretrato. In questo secondo caso, in mediana si aprirebbe il ballottaggio tra Ladinetti e Rizzo, rivistosi in campo nel corso della partita persa contro la capolista domenica scorsa. L'infortunio di Rocca e le condizioni non ottimali di Deli aprono le porte alla conferma di Zanellato con Zammarini sul versante opposto. In avanti probabile il ritorno al primo minuto di Bocic, che ha scontato i 2 turni di squalifica dopo l'espulsione di Caserta. Al posto di Marsura con Di Carmine e Chiricò
a completare il reparto e Dubicas pronto ad entrare a gara in corso qualora le circostanze lo richiedessero. Dabbiani conta di poter inserire nella lista dei convocati anche Rapisarda e Chiarella, entrambi in fase di recupero. Non ci sono ulteriori notizie per aggiornare questo telegiornale, quindi il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.